Cari telespettatori, eccoci insieme e riprendiamo da quest'oggi la nostra diretta con voi, quindi avete la possibilità anche di mandarci i messaggi. Il tema sarà legato a quelli che sono, tra virgolette, i nemici della ripresa post-Covid, tra virgolette lo dico perché non sono nemici in carne e ossa, ma sono dei fattori che impediscono a che l'economia riprenda una certa dimestichezza, una certa anche movimentazione. Per parlare di questo ci sta per raggiungere il nostro ospite, il presidente di Confcommercio Veneto, ma anche Confcommercio Padova, Patrizio Bertin, che ci sta appunto per raggiungere a momenti. Qual è la situazione attuale? Allora, sostanzialmente l'economia non si è ripresa tanto rapidamente come si auspicava, i negozi hanno aperto circa l'80%, poi vedremo i dati più precisi, ma chi soffre soprattutto sono le attività legate al turismo. Un turismo che è molto importante per la nostra regione, questa inizierà ad essere la stagione clou per le attività legate al turismo, dai bed and breakfast, gli hotel naturalmente, alla ristorazione, alle città d'arte, ma c'è un ma sostanziale, non si è ripreso perché manca l'estero, manca l'affluenza da parte di turisti che vengono dall'estero, che costituivano sempre la parte più grande del boccone turistico, e gli italiani tutto sommato non soddisfano tutte queste aspettative degli operatori del settore. Anche dati di Banca Italia non danno grande entusiasmo per il nostro nord-est, per la regione del Veneto, un calo importante nei fatturati in generale, un calo del PIL molto significativo. Poi si dovranno naturalmente tirare le somme alla fine dell'estate, verso settembre, per capire qual è stata la situazione. I settori, abbiamo visto, più coinvolti appunto sono questi del settore turistico, ma anche i commercianti, quindi le attività produttive non sorridono. Gli artigiani o alcuni operatori del settore, se prima sembrava appunto che parrucchieri anziché estetisti con la loro ripresa più tardiva avessero fatto la parte del leone, poi le abitudini ineluttabili degli italiani, dei veneti, sono cambiate. Si è diffuso il fai da te e quindi si consuma sostanzialmente di meno, ma sembra che ci si vesta anche di meno, la moda non attira più come prima, si attendono i saldi anche se questi sono stati prorogati, portati più in là nel tempo. Insomma, sono tante le questioni da affrontare, poi c'è anche i canoni di locazione che pesano sui negozi. Ci ha raggiunto Patrizio Bertin, presidente Confcommercio Veneto, che ribadisco, e Confcommercio Ascom Padova, grazie di essere qui con noi. Ha trovato del traffico, quindi vuol dire che il traffico c'è. Qualcosa sì, qualcosa si muove. Qualcosa pur si muove, ma non a sufficienza. Beh, insomma, la situazione... Cioè, non dico il traffico, però no, dico che la situazione sotto il punto di vista commerciale e turistico non è delle migliori. Chiaramente stiamo soffrendo questo lockdown, si sta portando sempre più avanti, nel senso che la gente non ha ancora, dopo 3 mesi, la fiducia e la sicurezza nell'uscire di casa. Quindi nell'uscire di casa, dice non lei? Uscire di casa, perché tu vedi che magari verso le 8 di sera comincia già a essere meno trafficata la città, ma soprattutto anche la provincia. La gente si deve riabituare, è un processo un po' lunghetto. Si pensava che fosse una cosa più veloce, visto come è andata, diciamo, dalle parti nostre la pandemia, si pensava che la ripresa fosse un po' più veloce e costante la crescita. Invece abbiamo una situazione ancora con parecchie persone in cassa integrazione, abbiamo parecchie persone che sono ancora lontane dal lavoro perché appunto se non riparte a 360 gradi la situazione sarà un problema serio, perché un'azienda che non riesce a fare fatturato, che lavora al 40%, chiaramente anche la forza lavoro, anche tutte le spese devono essere ritarate al 40% in meno o al 60% in meno del fatturato, quindi non è una bella situazione. Dobbiamo trovare lo spirito giusto per affrontarla e soprattutto, come dicevo prima, la sicurezza. Dobbiamo essere sicuri che non ci sia né il ritorno, e secondo me non ci sarà, per un punto di vista proprio del quello che dicono gli scienziati. Con me sembra che ci sia, non so, indebolito, ma comunque mi sembra che
i contagi nel nostro territorio sono diciamo, contenuti ma anche sempre molto monitorati, quindi non prevedo che ci sia questo tipo di preoccupazione. Però chiaramente c'è un'economia che sta arrancando e arrancando seriamente. Ecco, allora relativamente, io dicevo, parlavo di cambio anche di abitudini, no? Perché allora abbiamo il dipendente pubblico che abbia lavorato da casa, smart working, poi vedremo anche questo aspetto della smart working, sì o no, più o meno, ha sempre preso quei soldi, quindi, e li prenderà anche un domani, che tanto non si licenzia nel pubblico, e quindi è un dato di fatto, ma non spende, perché ho parlato con diversi dipendenti pubblici, vuoi che siano insegnanti oppure dipendenti di regioni, province o quant'altro, comune, questi spendono decisamente meno, che dovrebbero essere quelli invece che tutto sommato diano una mossa all'economia, ed si è innescato il meccanismo famoso del 2008 della crisi. Esatto. Quindi chi prende i soldi, continua a prendere tutto, non si capisce perché deve mettersi con i remi in barca ad aspettare che cosa, perché tanto a lui non cambierà la vita assolutamente. E quindi il primo aspetto, cambio di abitudini di vita che coinvolge anche chi non ha problemi. L'altro aspetto che diceva lei è importantissimo invece, perché il libero professionista che ha preso sì e no 600 euro se tutto gli è andato bene, la partita IVA, l'artigiano, commerciante o quant'altro, o chi è in cassa integrazione, lì i soldi non sono proprio entrati. Per cui col timore, con l'angoscia, perché tante aziende minacciano di lasciare a casa dipendenti poi finito il periodo del blocco dei licenziamenti, è ovvio che uno dice no, non spendo perché come faccio poi a campare? I dati Caritas dicono aumento della povertà assoluta, sì, allora, in termini rilevanti. Noi l'abbiamo definito i garantiti e i non garantiti. Noi siamo i non garantiti in questa fascia, però capisco anche i garantiti perché dal punto di vista proprio dell'incertezza, e non c'è una certezza del domani, okay? E non si sa cosa si dovrà affrontare. Questo dovrebbe essere un compito del governo, fare chiarezza su certe logiche. Nell'incertezza la gente non spende, la gente diciamo, mette da parte, fa la formichina perché non sa il prossimo futuro come potrà essere, e quindi tutti stanno lanciando questi gridi d'allarme, è a settembre che si vedrà, a ottobre che si vedrà, e invece io dico che se tutti con responsabilità vogliamo rimettere in piedi questo paese, dobbiamo farlo prima di tutto premiando i negozi di vicinato e il nostro commercio, il nostro turismo, i nostri servizi, e comprare meno online. Comprare meno online vuol dire lasciare più soldi nel territorio, vuol dire anche aiutare lo Stato nelle entrate, tutta una serie di situazioni che noi siamo legati con un filo stretto sia con la produzione, quella industriale, e dai consumi. Quindi non c'è nessuno che si salva se non rimettiamo seriamente in piedi questo paese. È una logica di mercato che non si sottrae a nessuno, perché anche l'industriale che produce sia abbigliamento o altri servizi, se non partono i consumi, cosa fa? Lo fa per il magazzino? E quindi questo è un po' il concetto. E quindi cosa manca? Cosa manca? Cosa ci dobbiamo fare per mettere in moto? Noi ce la stiamo mettendo tutta dal punto di vista proprio associativo, stiamo facendo dei discorsi cercando di dare sostegno alle imprese, cerchiamo di dare fiducia, però qui ci vorrebbe il governo, lo Stato centrale, che cominci a diradare questa nebbia e questa cappa che si è creato sull'economia di questo paese, dovrebbe diradarla dando dei segnali positivi. Invece vediamo che sono solo i litigi che aumentano e non aumentano chiaramente le risposte che il paese si aspetta. Ecco, voi che lei più volte ha fatto degli interventi a questo riguardo, anche nei momenti un po' più duri, oppure quando incominciava a manifestarsi una certa difficoltà, dava dei segni significativi anche rivolti al governo. Da presidente regionale, avendo anche la visione di vari territori diversi, perché non solo Padova, ma poi abbiamo il Vicentino, abbiamo la zona del Bellunese e il Veneziano, eccetera, che cosa chiederebbe? Avete avuto un incontro peraltro con un rappresentante del governo recentemente, il senatore, eccetera. Che cosa chiederebbe urgentemente che venga attuato? Che cosa sarebbe importante per il Veneto? Perché, come dicevo prima in presentazione, Banca Italia dice che la crisi più dura di altre regioni sarà proprio per il Veneto. Questi sono
Dei dati drammatici, perché PIL in calo in modo pesante. Beh, è chiaro, insomma, visto che noi facciamo un numero di turismo elevatissimo, è chiaro che mancando questo il nostro PIL ne subirà. Quindi manca l'estero? Chiaramente manca l'estero, adesso sembra che rimettano in moto anche i voli, però fino a che il Paese non sa offrire garanzie serie, la gente diciamo siamo tornati come quando nel Nord Africa c'erano il pericolo di attentati, nessuno andava perché c'era un pericolo. Adesso il pericolo è diverso perché è questo virus il pericolo, però noi possiamo garantire alle persone che arrivano nelle nostre città, nelle nostre litorali e nelle nostre zone d'arte che non c'è assolutamente, perché anche, devo dirlo con molta sincerità, il governatore Zaia ha fatto un lavoro importante con l'Università di Padova, con altre situazioni dove ha cercato di monitorare in maniera giornaliera e tempestiva tutti i nostri sintomatici, asintomatici, quindi noi la mappatura ce l'abbiamo e diciamo, se anche poi mettiamo in sicurezza anche quelli che arrivano nel nostro paese, molto probabilmente la situazione diventerebbe meno pesante e meno faticosa per le nostre imprese. Abbiamo alberghi che sono chiusi. No, ma adesso parliamo di questo, Presidente. E non riapriranno, Questo è un aspetto delicato. C'è il turismo mordi e fuggi, c'è il turismo del sabato e la domenica, ma questo è un turismo interno nostro, quello che c'è sempre stato, ma è sufficiente per affrontare questo periodo? No, adesso siamo a luglio, chiaramente le città si svuotano comunque il sabato e la domenica, anche se qualcuno, però il protrarsi di questa situazione da febbraio a settembre è un periodo lunghissimo, devastante, e soprattutto lì sarà il vero dramma, questo periodo di mancanza di liquidità nelle imprese. E adesso parliamo di questo, io devo interrompere perché ho la pubblicità che mi incombe. Allora, un secondo di pausa qui in studio, andiamo in pubblicità, voi continuate a restare con noi perché ci sono altre tematiche molto importanti che affrontiamo insieme al Presidente, tra poco.